stampa. Aspetta un attimo, vado a prendere una cosa, un attimo, aspetta. Ho imparato come far terrorizzare il regista, no? Quando manca 10 secondi alla diretta, mi alzo e vado a prendere una cosa di là in redazione. Stupendo, stupendo, ragazzi. C'è quel guizzo di terrore che dice: no, dove sei, Sammy? Dove vai? Buongiorno, buongiorno, grazie Simone per essere con noi anche quest'oggi, ma che bello, ci siamo tutti, che bella compagnia. Manca il cane, questa è una radio di cani e porci che entrano a trovarci tutti i giorni e vi ringraziamo perché è bellissima sta cosa. Mi manca il cane questa mattina che ieri aveva sveva, bellissima ragazzi, lo so, qui manca anche il sesso femminile. Sono un po' invidioso dei colleghi del pomeriggio che hanno la regista femmina. Noi abbiamo solo registi molto mascolini con barba, molto lunga barba e capelli, devo dire. Sì, Simone le proprio in bel fiulet. E vabbè, e poi ci avete il pelato un po' cicciuto, semivarinuto, ma questo è un qualcosa che ormai vi siete abituati. Buongiorno da Sammy Varin, sono le 7:33, come state? Spero bene, spero che oggi si inizi a sperare, sai, nel sabato del villaggio. È già giovedì. È già giovedì, è il 27 febbraio 2025, il buongiorno si sente dal Varin e naturalmente dai vostri messaggini. Aspetta che prendo il numero di telefono, questo non l'abbiamo mai imparato a memoria, mai capito, quello vecchio l'avevo imparato, questo. Il numero per i vostri WhatsApp, perché quando siamo in diretta Sammy Varin vi legge le notizie dai giornali, dalle agenzie, eccetera, e voi le potete in diretta commentare dicendo quello che volete senza pensare ma dopo cosa pensano questi. Noi non pensiamo, non pensiamo nulla. 340 6709 659 e io leggo il vostro WhatsApp. Naturalmente più avanti apriremo anche le linee dopo le 9 0292 947222. La nostra è una radio di controinformazione, cioè non è che vi informiamo, quello che diciamo è così e basta. No, noi lo mettiamo con un punto interrogativo e quel punto interrogativo siete voi poi a renderlo esclamativo o a metterci altri punti interrogativi. La sto facendo un po' difficile stamattina, sì, me ne sono accorto. Sarà che è appena uscito il video di Fratoianni, ragazzi miei. Santa polenta, perché devo essere il primo a iniziare le trasmissioni in diretta e mi cucco il video di Fratoianni? Sapete che vi parto da Libero se volete. L'ultima trovata di Trump, guarda la prima pagina di Libero, Gaza Park terrorizza la sinistra. Il video di Donald sulla striscia trasformata in una nuova Las Vegas fa impazzire PD e soci che lanciano accuse pure alla Meloni. I compagni preferiscono le macerie? Punto di domanda. E visto che sono un giornalista, fino a prova contraria, è uscito il video di Fratoianni come risposta. Mi viene da piangere. Lo trasmettiamo, Simone, e dovete avere una televisione accesa, però, è canale 252 del televisore, oppure sul sito radiolibertà.net, oppure scaricando l'applicazione di Radio Libertà potete ascoltare l'audio, ma c'è anche il pulsantino video, perché è senza parole. Trump è il futuro di Gaza, una realtà alternativa nel video di Fratoianni. Mi viene da piangere. Il capo della Casa Bianca ha pubblicato sui suoi social un video generato con l'intelligenza artificiale in cui immagina la striscia dopo che gli Stati Uniti l'avranno acquistata. Sto male, cosa devo fare? Vedere il video di Fratoianni? Adesso lo trasmetto, vi sto dando tempo di accendere il televisore, eccetera. Le immagini sono diventate virali, quelle di Trump, dalle statue d'oro alle danzatrici con la barba, e anche questo un attimo ce lo deve spiegare, questo scivolamento gender, che però forse lo ha fatto per strizzare l'occhio a quelli che vorrebbero ancora, non è male sta roba, passando per Trump che prende il sole con Netanyahu e Musk che lancia banconote in aria. Ebbene, signori, a 00:20 Fratoianni ha condiviso la sua
sua realtà, anche in questo caso generata con l'intelligenza artificiale, mica la sua, ci mancava, se no chissà che veniva fuori, ma alternativa a quella del presidente USA, quindi un'intelligenza artificiale alternativa. Silenzio tutti, accendete il televisore e vedete qual è la proposta di Fratoianni, sapete, deputato di AVS, quello che ha fatto entrare anche Ilaria Salis in Parlamento, eccetera, eccetera. Non c'è parlato, ma ve lo parlo io sopra, guarda qua, ecco, niente macerie, ma benvenuti a Gaza, un bambino che va in bicicletta, tanta gente felice per le strade, i bambini che giocano in spiaggia, si riuniscono, welcome to Gaza, Stato della Palestina, ecco i due bambini, un futuro diverso è possibile, sì, sinistra italiana, Europa verde. Dura meno di 30 secondi questo, non c'aveva soldi abbastanza Fratoianni. Fatto sta, signori, che non vi abbiamo fatto vedere il video terribile per conto suo, che quell'incredibile immaginario di Trump si è inventato, ma vi abbiamo fatto vedere quello di Fratoianni perché siamo diversi, non siamo banali, e l'hanno visto tutti quello di... No, non è vero, non l'hanno trasmesso in molte televisioni perché forse era un po' esagerato, un po' forte, ma forse anche questo quello che Trump vuole fare l'esagerato, il forte, per arrivare poi a una definizione, per trovare una quadra. Cosa ne dite? Questa è la prima domanda che faccio al 340-6709-659, perché questo Trump ci sta andando giù pesante, adesso ci mette i dazi, capito? Allora, partiamo dal sito elettronico del Corriere, perché mette in apertura il retroscena, truppe in Ucraina, tensione al vertice tra i leader. Meloni che incalza Macron, a che titolo sei andato a Washington? E anche questo è Macron che si dà così tanto da fare insieme a lui, anche Starmer, signori. L'Inghilterra che cosa c'entra adesso con l'Europa? Un pochettino siamo contenti perché diciamo vabbè che se la sbrighi lui eccetera, però poi ci frega le terre rare, quelle poche avanzate da Trump, non è che naturalmente siete voi gli ascoltatori, siete voi che dovete dirmi la vostra. Io intanto però parto anche dal giornalone. Perché? Perché i giornaloni, cioè quelli importanti, ok, ma quelli meno importanti non li legge nessuno? C'è Sammy Varin, tranquilli, anche perché tra questi ci sono quelli che la vedono molto molto bene. Io sono comunista e leggo il Manifesto. E cosa arrivi? Sta pure a ridere, Simone. E guardati te come sei conciato. Cioè, lui è bello, è un regista per tutte le stagioni e anche per tutte le radio. Potrebbe entrare in qualunque radio. Se puoi entrare a Radio Popolare, puoi entrare a Radio Onda d'Urto che dicono ah buongiorno, sì, è venuto a fare un'offerta, certo. E puoi entrare anche a Radio Libertà. Guarda che è stupenda sta cosa e non te l'ha mai detto nessuno. Assolutamente. È un complimento. Devo anche ricordare sta cosa, che si pettina, vedi, per dire. Non so, vabbè, io non ho mai provato questa emozione di fare così, se faccio così sulla testa sento la mia pelle ruvida. Il Manifesto quotidiano comunista apre con miniere forti. Guarda che forte, miniere forti. L'Ucraina aveva un prezzo e Trump l'ha comprata. Kiev costretta a piegarsi all'accordo sulle terre rare, un fondo comune tutto da inventare gestirà metà di ogni risorsa naturale futura. Nessuna garanzia militare americana, e questo è vero, ancora non si sanno questi particolari, ma sono particolari. Già la chiamano racket diplomacy. Esagerati. Ma oggi è anche il giorno dello sciopero dei magistrati. La destra spacca il CSM davanti a Mattarella, le toghe in piazza contro la riforma. Più pilu per tutti, questo non lo dice, ma insomma
Oh, come si permettono questo? Leonardo Tondelli, sono sempre sul Manifesto, scrive: scuola, la minaccia della polenta antifascista. Bastardi, bastardi. Non è bastata la pasta asciutta antifascista della scorsa estate con i vecchietti dell'Ampi che mentre mangiavi la pasta asciutta ti facevano firmare il referendum contro l'autonomia. Adesso sacrilegio, sacrilegio. Me ne vado, sospendiamo le trasmissioni, mi rifiuto di proseguire. No, basta. Questi stanno facendo la polenta antifascista. Santa polenta! O diciamo tutti una preghiera contro la polenta antifascista. Perdonali. Devo andare avanti. Basta, mi ha rovinato la giornata, ero partito, oggi pensa, mi sono svegliato addirittura alle 4:30, io non riuscivo a dormire, ho detto vabbè, cazzo faccio? Vado a lavorare, no? E infatti sono arrivato qua che non ero ancora le 6, c'erano le guardie fuori che mi hanno preso per un terrorista, no, guarda, non c'ho né la barba né i capelli lunghi, non sono Simone, sono Semmone, e mi hanno fatto entrare, vabbè, niente, lasciamo stare il Manifesto, basta, non lo leggo più. Stiamo scherzando, dai, lo sapete che cerchiamo di sdrammatizzare, che è un dramma comunque, è un dramma il fatto che abbiano inventato pure la polenta antifascista. Bastardi, le nostre tradizioni. Noi della Lega, la polenta contro il couscous, ma non avevamo mai immaginato 20 anni fa che avessero inventato la polenta antifascista. Perché i fascisti non c'erano e non ci sono, li hanno inventati quelli dell'intelligenza artificiale, sempre gli amici di Bonelli e compagni. L'Unità, ecco, tanto per proseguire la bella giornata di giovedì, l'urlo di Fatima, Italia con la negligenza hai ucciso in mare centinaia di persone, va bene, almeno un titolo un po' diverso. Subito sotto, perché lo sciopero dei magistrati è eversivo. Signori, oggi l'Unità è da comprare perché va controcorrente. Il Domani, Kiev, il ricatto di Trump a Zelensky, Crosetto e Salvini attaccano l'Europa. Adesso lo vediamo. Ieri ha fatto la conferenza stampa con la stampa estera e vediamo. Intanto il Riformista, fammi godè, pace d'argilla. Domani Zelensky da Trump, ottimismo sulle terre rare, ma un negoziato sbagliato può portare alla guerra civile addirittura. La mette giù pesante. Se vi interessa, il secolo XIX scrive Europa divisa sui militari, che è un po' la grande verità che sotto non si racconta, ma ad esempio il sito del Corriere lo sta dicendo: truppe in Ucraina, tensione al vertice tra i leader. Te capì? Vogliamo partire dal Libero? Dai, partiamo dal Libero. Quest'oggi vi dicevo l'ultima trovata di Trump in prima pagina, il video di Donald sulla striscia trasformata in una nuova Las Vegas, fa impazzire PD e soci. Ormai questo verbo impazzire, la sinistra che impazzisce, viene utilizzato praticamente ogni giorno sì, un giorno no. Piace, la sinistra impazzisce come la maionese che ormai non facciamo più perché la compriamo già pronta. Fa impazzire PD e soci che lanciano accuse pure alla Meloni. I compagni preferiscono le macerie? Questa è un po' la domanda che vi fa Sammy Varin, che siate di destra, che siate di sinistra, cari ascoltatori vicini e lontani, che stiate guidando, che siete a casa spaparanzati sul divano o magari facendo colazione col vocione di Sammy Varinone, inviatemi un WhatsAppone 340 67 09 659. Preferiamo lasciarli lì in mezzo alle macerie, questi poveri palestinesi, non sto scherzando, mi fanno una pena della miseria, a volte vorrei fare una mezz'oretta a Radio Popolare o Radio Onda d'Urto dicendo che queste cose fanno pena anche a noi che non siamo di sinistra, però bisogna trovare la situazione, non è certamente quella di lasciarli lì così. Li spostiamo e rifacciamo tutto quanto, tu dici però a farlo è il Trump, è lui, quello è e allora io lo facciamo fare a Putin. Io immaginasse anche un Putin che
che si mette lì un attimino a far qualcosina, ce l'hanno anche loro l'intelligenza artificiale, no? E no, dobbiamo farlo fare a Fratoianni che poi fancasso sta lì soltanto a dire morte di qua, morte di là, ecco, razzisti, fascisti, voi odiate qua. Vabbè, siamo in prima pagina su Libero. Perché Roma deve opporsi a Parigi e Londra. Questo è l'editoriale di Mario Secchi. Donald Trump sta inondando il terreno. Alcune delle sue iniziative sono destinate a evaporare, altre daranno vita a fatti inediti, un nuovo scenario. Che è un po' la verità, signori, capito? Capito cosa sta facendo Trump? Inonda il terreno. Molte di queste iniziative, non dico alcune, ma dico molte, saranno destinate a evaporare, spariranno entro poche settimane, ma altre invece serviranno per formare un nuovo scenario, un nuovo mondo. La guerra dei mondi, titolava La Stampa l'altro giorno, ok? È chiaro che ci va giù pesante e noi ci scandalizziamo, ci stracciamo le vesti, è una vergogna, ma perché bisogna cambiare, bisogna trovare una nuova soluzione. E la soluzione poi la si trova, tu dici, la trova lui, comanda lui. No, ci sarà la quadra. Anche con l'Europa? E speriamo, i dazi al 25% non li vuole nessuno, ma noi confidiamo in Giorgia. E certo, l'isteria... Scusate, ma qui sono tutti malati, sono l'unico che sta resistendo a non ammalarsi. Cazzo, se mi fate ammalare anche me, chi la fa la rassegna sta? La fai tu la rassegna sta? Chi chiamiamo? La signora delle pulizie fa la rassegna, magari la fa anche meglio, tu dici, lo so. L'isteria con cui l'Europa reagisce alle iniziative della Casa Bianca è solo una perdita di energia ci sono delle interruzioni, c'è una radio islamica Allah, che vuole entrare al mio posto, energia e concentrazione sui dazi. L'Unione Europea ha un problema con l'America e con se stessa, si chiama IVA, che non è la zanicca. Dunque bisogna andare al tavolo con Trump avendo in mente una proposta e non il pianisteo, perché le lacrime si verseranno quando la dogana americana comincerà a presentare il conto alle aziende europee. E che manca poco. Bisogna prepararsi seriamente, non lanciare tragicomici allarmi democratici contro i saluti romani made in America. Sulla fine della guerra in Ucraina, l'iniziativa è americana perché senza gli Stati Uniti non ci sarebbe stata la resistenza di Kiev e l'Europa è sempre andata a rimorchio di Washington. E qui veniamo al punto più delicato, l'idea di Francia e Regno Unito di inviare soldati europei. Emmanuel Macron e Keir Starmer sono due leader progressisti in crisi. Tentano di prendere il comando del gioco in una scacchiera radioattiva. La difesa della sicurezza di Kiev va affidata soprattutto agli ucraini perché, come ha sottolineato anche Foreign Affairs, stiamo parlando di un territorio immenso, oltre 600.000 chilometri quadrati, un'estensione da New York a Chicago, da Toronto a Raleigh nella Carolina del Nord, dove qualche migliaio di soldati inviati da Parigi e Londra si perdono. L'amministrazione MAGA fa inorridire gli europei, ma l'infantilismo non è una splendente categoria della politica, è un problema. La Francia non è quella di Napoleone. Macron ha ordinato il ritiro dal Mali, ma racconta al mondo che si prepara a difendere l'Ucraina. Quanto agli inglesi, vinsero la seconda guerra mondiale, ma a Downing Street non abitava Starmer, c'era Winston Churchill. Passo e chiudo. Così Mario Secchi oggi sul quotidiano Libero, che mette in prima pagina anche Ursula, che presenta il suo Clean Deal. Clean Deal cosa fa? Apre una tintoria. Il piano verde UE cambia nome, ma è la stessa cattiva minestra. Sandro Giacometti, l'annuncio è di quelli bomba. Avete presente il Green Deal che ha mandato a gambe all'aria l'automotive, messo in ginocchio intere filiere produttive, provocato danni diretti e collaterali che hanno minato la competitività dell'Europa? Bene, dimenticatelo, roba vecchia, sorpassata, obsoleta. L'Unione Europea ha un nuovo Parlamento, una nuova Commissione, una nuova, sì, che però è sempre la stessa, presidente. Ed ecco la svolta, arriva il Clean Industrial Deal.
Fa paura soltanto a nominarlo. Tra poco, ok. Dove vado? Ditemi un attimo, sto su, ok, vedi, stanno già arrivando. Basta chiamarli, WhatsApp al volo al 34067096959. C'è uno lì pronto proprio a scrivermi, ma c'è qualcuno che commenta ogni mia minima frase. Oggi resto su Libero, vediamo quali sono le emozionanti sensazioni che voglio portarvi. Proprio questa, pagina 6, cominciamo da questa, signori, per capire che cavolo è il maquillage di Bruxelles. Ursula conferma il Green Deal, ma cambia solo il nome. La Presidente della Commissione lancia il Clean Industrial Deal, meno vincoli sulle imprese, ma gli obiettivi sono gli stessi dello sciagurato pacchetto di misure ecologiste, scrive Sandro Iacometti oggi sul Libero. I nostri obiettivi sociali e climatici non cambiano, l'impegno resta. E allora Matteo Salvini subito risponde: sbagliare è umano, perseverare è diabolico, pessima idea. I verdi europei come la pensano? È un primo passo verso un futuro industriale con la giusta rotta. Se volete saperne di più, acquistate oggi il quotidiano Libero. Non cominciamo a fare i tirchioni, ma ce lo leggi, Sammy Varin? No. Io sono qui per mettervi curiosità, per dire alza il culo, anche te se vecchio fa niente, te che 80 anni, non importa, alzi il culo, fai una passeggiata e vai a conoscere il tuo edicolante che nel frattempo è cambiato 4 volte, adesso è nero e non parla neppure italiano, ma se dici Libero sicuramente capisce. 2 anni dopo il naufragio, siamo sempre su Libero, pagina 8. Il nuovo sciacallaggio Dem sulla spiaggia di Cutro. Schlein e compagni si ritrovano dove nel 2023 sono morti 100 migranti. Governo colpevole, ma stando agli atti non ha alcuna responsabilità. Pagina 8, Alessandro Gonzato, signori, per la cronaca delle notizie che non compaiono facilmente sugli altri quotidiani, come non compare questa, a parte la pubblicità dello storico carnevale di Ivrea, e vai, questo weekend ci si diverte, 1, 2, 3, 4 marzo si tirano le arance. Lascia il presidente dei fan di Vannacci. Cicca, diciamo noi, visto che Vannacci ha fatto un po' così sulla Toscana, dicendo ma non mi hanno chiamato, la Meini non mi va bene, cominciamo a fare gneniero, ciapala lì, se ne va il presidente dei fan di Vannacci, quello dell'associazione Mondo al Contrario, l'associazione Linetta, partito del generale Vannacci, perde un pezzo, e per quel mondo non è un pezzo da niente, tutt'altro. Si è dimesso infatti Fabio Filomeni, conoscete, no? Fabio Filomeni, presidente, uno dei fondatori del comitato nato nel 2023 per dare un seguito all'omonimo libro dell'europarlamentare eletto con la Lega, e ora sul punto, dicevamo, di trasformarsi in associazione politica. Fabio Filomeni. Che cazzo, non conoscete Fabio Filomeni? Questa è la spiegazione del passo indietro dell'ormai ex presidente Fabio Filomeni. Ultimamente abbiamo assistito a un'integrazione con la Lega di Salvini, che ci porta su posizioni neoatlantiste e filo-israeliane. Non mi appartengono e non erano presenti nel progetto iniziale. Capisci? Questo Fabio Filomeni si è accorto che c'è un'integrazione con la Lega di Salvini, che forse l'abbiamo fatto eleggere noi, ma no, Fabio Filomeni, no, è un personaggio assoluto, una certa caratura, vabbè, o comunque se ne va. Mi rammarico per le dimissioni del camerata Fabio Filomeni, dice Vannacci, gli auguro migliori fortune e saluta Massoreta, vabbè. Ricordiamo che Vannacci negli ultimi giorni, e io lo ricordo sommessamente perché un poco me ne vergogno, ma cosa dobbiamo fare, è un uomo anche lui, ha contestato la decisione della Lega di candidare Elena Meini a governatrice della Toscana. L'europarlamentare Vannacci ha fatto intendere che potrebbe presentare una lista autonoma, forse con lui stesso candidato, ma la questione è in divenire. Vedremo, ha commentato. La sorpresa è un principio dell'arte della guerra. Se vogliamo andare verso risultati sempre migliori, dobbiamo cambiare un trend che purtroppo per la Lega è in discesa. Non portare sfiga. È trapelata anche la possibilità che Vannacci presenti una propria lista pure in Veneto, dove con tutta probabilità si voterà tra ottobre e novembre, anche in questo caso
caso però nessuna certezza. Chiaramente Vannacci fa un po' come Trump. Adesso stiamo imparando un po' tutti da Trump. Spariamo fuochi artificiali e poi faremo soltanto una puzzettina, ma va bene stesso. L'importante è che la sentano tutti. Questo che cavolo di esempio fai, Sammy Varin? Vabbè, comunque altra è notizia che hanno in pochi, questo che si dimette il presidente del fan di Vannacci, com'è che si chiama che non mi ricordo più, vedi, Fabio Filomeni. Varin, come diceva la tua prof di matematica, saluto, chissà se c'è ancora. Sono ancora sul quotidiano Libero, oggi lo facciamo strano, vi leggo una prima pagina e poi penetro all'interno. A pagina 10 di Libero, la regione rossa, stangata, a proposito della Toscana, signori, dove Vannacci non si sa con chi vuol stare, vuole andare col PD, vuol far vincere il PD probabilmente, stangata IRPEF in Toscana, aumenti fino a 1.000 euro. I residenti subiranno il rialzo delle aliquote deciso dalla giunta guidata da Gianni per coprire i buchi di bilancio causati dalla sanità. Michele Zaccardi a pagina 10 di Libero la racconta giusta. Abbiamo visto tutto aumenta in Toscana, ma anche in Emilia Romagna non stanno per nulla bene e nessuno lo scrive. Sempre su Libero, complimenti a Zaia, signori. Ode a Zaia. La regione guidata dal leghista Zaia è prima in Italia per la sanità. Cure essenziali, Veneto al top. Prima per organizzazione territoriale, seconda per prevenzione. Sai com'è? L'autonomia, Terza per cure ospedaliere, quindi prima per organizzazione territoriale, seconda per prevenzione, terza per cure ospedaliere, con un punteggio di 287,1 la sanità del Veneto è la prima in Italia, seguita dalla Toscana, ma lì spendono un fracco di soldi e adesso devono aumentare le tasse, per il Ministero della Salute che ieri ha dato le pagelle alle regioni in base alla qualità dei servizi e alla quantità dei LEA, i famosi livelli di assistenza garantiti nel 2023. È la conferma positiva del grande lavoro portato avanti in questi anni. Siamo una vera eccellenza a livello nazionale. La nostra regione da molti anni si è sempre attestata ai livelli più alti della classifica e sempre in equilibrio di bilancio, ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia, a differenza della Toscana. A proposito di cose che non si dicono, Andrea Muzzolon ci ricorda che nella città della zona 30, dove si va solo a 30 all'ora, un lavoro lento, diceva qualcuno, a Bologna è caccia all'automobilista, con 6 telecamere, più di 200.000 multe. I 4 nuovi autovelox installati a luglio a Bologna hanno quadruplicato le contravvenzioni e il comune avverte che farà appello ai ricorsi dei guidatori accolti dai magistrati. Cioè, peggio di così. Io ci andavo ogni tanto a Bologna, adesso non ci vado più, ma proprio se non ci metti dentro piede, consiglio a tutti voi, l'idea è proprio quella, parcheggiate all'esterno, no? Vi fate venire a prendere da qualcuno che viva a Bologna, che se prende la multa, son cavoli suoi.
Grazie, bella atmosfera con Re di Bobbio. La nostra è una rassegna stampa light, siamo leggeri come il Festival della Ricotta. Re di Bobbio si può definire il decano dei direttori d'orchestra, ha quasi 90 anni, ma non ha smesso un giorno di suonare. Con la sua Swing Orchestra ha suonato nei casinò di tutta Italia, ma anche in teatro, sulle navi da crociera. Cercatelo su YouTube. In questo album, con la grandissima Carla Gelmini, che salutiamo, vi regala esperienze musicali che vanno dagli anni 40 in su. Grande Re di Bobbio. Il buongiorno si sente dal Varin, 4 minuti dopo le 8 del mattino, grazie a chi ci segue in televisione, canale 252 del televisore, sia Foggia, anche lì qualche problemino con alcuni modelli di televisore, c'è stato un aggiornamento che adesso mi devo raccontare tutta la raba e la fava, e ogni tanto nei televisori come nei computer ti arriva l'aggiornamento che non ci doveva essere e magari hai problemi di ricezione di qualche canale eccetera. Escludete internet, se vi fa problemi che il nostro segnale va e viene, ascoltateci solo sul 252 senza collegamento internet, è il consiglietto del Sammy Varinetto. Ma ancora meglio, accendete il computer, radiolibertà.net, siamo in tutto il mondo anche in video. La stessa cosa se scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare o tablet. Buongiorno anche a chi ci segue su Facebook, signori, siamo sulla pagina di Lega Salvini Premier. Milioni di utenti stanno guardando Sammy Varin con guarda che bella la mia magliettina coi V-meter. È bellissimo, no? La tengo solo per voi, signori. Durante il giorno me la tolgo perché a volte vado a prendere i ragazzini a scuola. Vabbè che sono un papà fricchettone, però mi dicono parcheggia 1 chilometro prima, papà, ma non c'entra la mia magliettina con i V-meter, per favore, per piacere. Buongiorno naturalmente a chi ci ascolta in auto. La radio DAB è ormai esistente su tutte le auto recenti. Cliccate DAB sulla vostra autoradio e scoprite un mondo di emittenti nuove. Chi mette solo disco music anni 70 e 80, ascolto tutto io. Chi mette soltanto jazz, chi mette la classica. Davvero ci sono tante radio nuove, ma dovete schiacciare DAB sulla vostra autoradio o anche sulla vostra radiolina portatile. Il DAB esiste anche in tutte le radio portatili da 20 euro in poi da Media World. Che fatica, eh? E d'altronde qualcuno la rassegna stampa la deve pur fare la mattina. E chi hanno scelto? Fratoianni, è lui che ha fatto il controvideo, Trump l'ha fatto quello, sai, con Gaza tutta nuova, con i danzatori barbuti, e questa è una sbirciatina al genere, una presa per il culo fantastica, non tutti l'hanno colta. Fratoianni a 00:22 ha pubblicato il controvideo, cacchiolina, come vede lui Gaza, andatevelo a cercare, non ve lo faccio più vedere, l'ho fatto vedere prima, non ve lo faccio più vedere. Fratoianni ha bisogno di visibilità, scrive Marco. Ieri hanno scoperto un nuovo bellissimo reperto a Pompei. Fratoianni, in quanto evoluzione dell'uomo di Neanderthal, non è ancora stato scoperto perché sotto le macerie che gli piacciono tanto. Ma Marco, ma sei poco gentile con Fratoianni. Guarda che questo è il più furbone di tutti. Lui e Bonelli erano sepolti davvero e sono riusciti a uscire dalle macerie e li chiamano sempre, adesso un po' meno in televisione. Buongiorno a tutti, non riesco a capire il perché insistiamo a rimanere nel Club Europa, che non ci porta noi italiani niente di buono, come al solito, via dall'Unione Europea e dall'Euro subito, e da farci distinti saluti è Corrado, metalmeccanico da Treviso. Buongiorno Sammy, i leader vogliono mandare soldati in Ucraina, ma hanno capito cosa ha detto la Russia? Ogni soldato straniero è un bersaglio, nanetti inutili e parassiti, al muro addirittura. Ma che la Romania resti il più votato dal popolo non è un allarme democratico? Ora lo vediamo. E la Polonia che perseguirà la libertà di religione? Già. Salve Varin, ma se Trump mette dazi al 25%, se l'Europa fosse unita metterebbe dazi al
30% su tutti i prodotti americani, vestiario, telefoni e tutte le merci fatte negli USA. È vero, tanto noi ormai compriamo cinese e poi noi compriamo cinese, appunto, o coreano, scrive Francesco, bravo. Se Fratoianni avesse usato l'intelligenza artificiale nella scelta dei suoi uomini sarebbe stato meglio. Conosco oggi con piacere Radio Libertà. Purtroppo la vostra trasmissione compare, scompare, appare, scompare, apparizioni, sparizioni. Siamo noi, quelli di Radio Libertà. Lo facciamo per confondere il nemico comunista. E allora io ci sono e non ci sono più. Ah, ho fatto spaventare il regista e ancora ci sono e non ci sono più. Non lo so. Quanto sei pirla, Sammy Varin. Buongiorno a chi ci ascolta lo stesso, perché un tempo c'era l'FM e quindi sentivi la radio. Ma c'era gente che ci seguiva lo stesso, non capiva un cazzo di quello che diceva, ma ci ascoltava perché voleva sentire una radio libera. La stessa cosa è adesso. Non c'è più l'FM, c'è il DAB che fa. Se il segnale non è più che chiaro, è chiaro, è digitale, quindi 1010 e se non arriva si ferma. E c'è la piattaforma, certo, ma se io dico vaccini, ciao amici di Facebook, già sono stati bloccati, basta dire la parolina magica e ti bloccano. Adesso siamo in attesa che con Trump si possa dire almeno vaccini, almeno quello. Grazie a chi ci segue e a chi ci sostiene. Ricordiamo che 5 euro, costa 5 euro questa rassegna stampa, siamo dei ladri davvero. Andate sul sito radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici, 5 euro attraverso carta di credito. Grazie a chi lo fa, non vanno sul mio conto, non pensare male, vanno a Radio Libertà per comprarci lo spumino, che è quello che mangi, che fa ingrassare, ma è buono lo spumino. Ci manca, è rotto, c'è scritto che non possiamo inquadrartelo con la telecamera perché è rotta pure quella, è rotto, cioè se io schiaccio non va, capisci? Che cos'è lo spumino, che si dice spumino? È un bottone che ti permette di chiudere il microfono quando chi è in diretta magari deve tossire, deve bestemmiare, qualunque cosa deve fare, non si deve sentire, ok? E infatti di tossiture e di bestemmie si scherza, naturalmente ne avete sentite in queste settimane perché è rotto lo sfumino e ci vogliono 1.000 euro. E una radio come la nostra, vi giuro, sembreremo barboni, straccioni, pezzenti, lo siamo, pezzi al culo si dice, non si può permettere una spesa di 1.000 euro per lo sfumino. Se ci potete aiutare anche attraverso conto corrente postale 37671294, 37 estrazioni del letto, 3 7 6 7 1 2 9 4 37671294 è il conto corrente postale di Radio Libertà. Se uscite, andate in posta, fate la coda col marocchino, potete aiutarci prendendo uno di quei moduli bianchi e scrivendo 37671294. Grazie a chi ci sta aiutando. Perché non vuole che Radio Libertà muoia, Quante volte siamo morti? Tante. Scrivete Radio Padania su Google, cioè da 20 anni a questa parte diceva Radio Padania chiude, no? Anche su YouTube c'è qualche servizio, anche col sottoscritto Sammy Varin. Non abbiamo mai chiuso, mai, neanche per un giorno. A volte rimaniamo chiusi dentro perché non funziona la porta, non si apre, ma vi giuro, fuori mai. Va bene, sto tergiversando, me ne sono accorto. Grazie a chi ci fa i complimenti anche per la bella musica. Paolo, mi fa piacere, ma è merito di Re, di Bobbio. Un audio sul cursore, sentiamo che dice questo, ultimo, poi vado. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Giovanni da Bergamo, felice di essersi svegliato ancora vivo anche questa mattina. Vivo e vigile, sei vigile come il Papa. Ho sentito che i veneti hanno la sanità migliore d'Italia, felicissimo per loro. I toscani hanno la sanità quasi più migliore, ma la pagano però, d'Italia, e la Lombardia, motore della nazione,
ha una sanità che, diciamo così, ha una sanità, ecco, punto. No, Seconda funziona, notizia che mi ha reso felice, Niguarda. c'è quella città in cui si va a 30 all'ora. Tu suggerisci di parcheggiare fuori e di farci venire a prendere. No, se mi vedi, questa è la soluzione a mio avviso meno corretta, ma è un mio parere. Bisogna entrare in quella città e andare tassativamente a 30 all'ora. Se tutti andassero a 30 all'ora, io son convinto che nell'arco di una settimana, forse anche meno, quel 30 all'ora già diventa un 50 all'ora. Capito mi hai? Buona giornata a tutti e buona vita, buona serenità a Grazie, tutti. grazie caro. Oh, per la Lombardia ricordo c'è il Niguarda, è il miglior ospedale d'Italia. Niguarda, qui a 2 passi dalla nostra radio. Niguarda, ok? Rubano un pochino, mi dicono. E se vai a farti operare, lasci lì il telefonino, non c'è più, ma non c'era mica un telefonino. Dai, adesso non spariamo cazzate, è tutto vero. Fatto sta che no, io comincio a essere per i 30 all'ora, lo so che sono un po' comunista, ma con sta roba delle auto, sai, elettriche, eccetera, io sono per l'ibrido, faccio un partito, partito ibrido italiano, sono per l'auto ibrida, aspetto chiaramente Mago Varin, mi sto concentrando, l'Europa farà degli interventi molto potenti sull'ibrido, ma ci vorrà ancora, aspetta e spera, qualche tempo, e è l'unica soluzione l'ibrido, che fino a 30, 40, 50 all'ora ti fa andare elettricamente. Per cui riusciamo a diminuire la percentuale di smog che nei momenti caldi in città è pazzesco. E c'è il signore chiaro che corre, fa jogging di fianco a tutti e non muore mai, cosa incredibile, ma c'è anche la mamma col bambino, ragazzi, cioè ma ci siamo noi che respiriamo e ce ne accorgiamo, sentiamo la puzza dello smog, ma quasi ormai ci piace, quasi fosse la nuova droga del 2025. Barboni, compratevela la droga. Fatto sta che l'ibrido potrebbe essere davvero il futuro, se riusciamo a convincere questa Europa, che già la pensa così ma non lo può ammettere, per cui i 30 km orari, comincio a essere d'accordo con Bologna, cazzo, ma com'è sta roba? Ho bisogno di uno psicologo, mi dicono, sì. Sì, lo ammetto, corro, sono in ritardissimo, perdonatemi, ma oggi ci siamo veramente menati via. L'ANSA dice Zelensky domani da Trump per l'accordo sulle terre rare, chissà cosa resterà per noi. Fatto sta, molliamo Libero, eravamo su Libero, tanti anni fa, mi ricordo benissimo, andiamo immediatamente a trovare un altro quotidiano, andiamo sul Corriere. Trump sull'Unione Europea. Sentite questa, ditemi se non siete d'accordo. L'Unione Europea è nata per truffarci. Sta parlando dell'America, ma anche noi che ci sguazziamo nell'Unione Europea cominciamo a essere di questo parere. Il presidente Trump annuncia dazi al 25% sulle merci europee, truppe a Kiev, Crosetto frena. Domani Zelensky alla Casa Bianca, Bruxelles replica, noi una manna per l'America, detto proprio così, una manna per l'America. Tensione, Meloni, Macron al vertice. Per Trump l'Unione Europea si è formata per fregare gli Stati Uniti. Ed è con queste parole che il leader USA ha annunciato che l'America applicherà dazi del 25% sulle importazioni europee senza distinzioni. La replica di Bruxelles, per l'America noi una manna. E mentre al vertice di Londra i leader UE cercano l'intesa sul futuro e tensione tra Macron e Meloni, Zelensky domani alla Casa Bianca. Questo l'incipit dell'articolo di Francesca Basso e Giuseppe Sarcina. Il Papa, un ulteriore lieve miglioramento, scherzavamo sulla vignettina che gira in questi giorni, è il Papa vigile, vestito da vigile con la palettina in mano, si scherza, ma abbiamo portato bene, un ulteriore lieve miglioramento e continua a lavorare. Tra le segnalazioni in prima pagina sul Corriere, la Romania, nascosti soldi e armi, fermato Georgescu, il candidato filorusso, Kalin Georgescu, il populista filorusso che ha vinto a sorpresa le elezioni in Romania, le ha vinte, poi annullate per sospette interferenze di Mosca, è stato incriminato per aver istigato azioni contro l'ordine costituzionale. Anche sul Corriere
Sanità, Veneto in testa, Niguarda un'eccellenza. Veneto miglior regione per standard essenziali di cura davanti a Toscana ed Emilia, Toscana che però ha problemi nei conti proprio per la sanità. Niguarda primo ospedale in Italia e 37esimo al mondo per la classifica di Newsweek. Te capì? Siamo sempre sul Corriere, il Post, le polemiche, Gaza, Riviera d'Oro, il video shock del leader USA. Oggi naturalmente un paginone di articolo su tutti i quotidiani. Trump, Gaza, Resort è il caffè di Massimo Gramellini. Sedetevi. Quando dicevano di voler fare della striscia di Gaza un lungomare, noi ingenui pensavamo a una riviera con spiagge e alberghi per quasi tutte le tasche. Invece il video postato da Trump e realizzato dall'intelligenza, ma in questo caso sarebbe più giusto chiamarla insolenza artificiale, ci svela cosa hanno in testa. Un resort esclusivo per ultra ricchi, con i palestinesi padroni di casa ammessi solo in veste di camerieri e graziosamente foraggiati con mance in dollari, che un allegro Elon Musk fa volteggiare sopra le loro teste, sorvolando sulla mancanza di buon gusto che uno o ce l'ha, mica se lo può dare. Mi voglio illudere di trovare tracce di ironia nell'immagine di Trump e Netanyahu che sorseggiano cocktail a bordo piscina, così come nei due guerriglieri barbuti di Hamas trasformati in danzatrici del ventre e nel monumento d'oro massiccio che ritrae il presidente americano in modalità colosso di Rodi o statua abbattuta di Saddam. Però sta proprio qui il problema con questa gente che non capisci mai quando scherzano e soprattutto se lo scherzo che agli altri sembra un incubo per loro non sia invece la realtà. Il messaggio del video: là dove voi avete lasciato solo macerie, noi porteremo la nostra idea di benessere, che sotto sotto è anche la vostra, perché tutti, Sant'Anché Dixit, invidiano la ricchezza. Non saprei, ma di sicuro non la sua ostentazione e concentrazione nelle mani di pochi, alla faccia dei tanti poveri cristi che hanno votato per Trump. Questo il caffè amaro, direi con la cicuta di Massimo Gramellini sul Corriere, che racconta, te l'ho detto, Trump sta sparando fuochi artificiali pazzeschi per poi ridurre moltissimo quello che sta chiedendo, ma per cambiare una realtà che altrimenti non si cambia. Cosa ne pensate? Dite la vostra, inviatemi il vostro messaggio 340 6709 659. Anche voi nuovi ascoltatori da Foggia, c'è una comunità gigantesca, tutti lì a Foggia che sentono Sammy Varin che va e viene su alcuni televisori. Dio mio, ma capite lo stesso? Allora, non riuscite a capire? Sto scherzando, dai. Accendete la radio DAB, andate da Media World e compratevela. Stavo dicendo che, non mi ricordo più, Fregnacci sicuramente, aspetto il vostro messaggio. 340 6709 659, vecchi, nuovi ascoltatori, 10 minuti e ricomincio a leggerli. Comunque così da tutte le parti e in tutto il mondo, Cioè, dove ci sono gli alberghi, lavorano quelli che abitano in quella zona. Se vai in Egitto, paese ultra sicuro se non metti un dito in acqua che arriva gnam il pesce cane e te lo mangia, e lavorano i poveri negretti, e ve lo dico in senso non dispregiativo. In Kenya lavorano fortunati negretti che riescono poi ad aiutare il proprio villaggio. Cioè, non abbiamo scoperto l'acqua chi pensava mai, Massimo Gramellini, che Trump facesse lavorare nei resort di lusso che faranno a Gaza? Ci sono poi quelli di lusso 15 stelle, ci sono quelli che di stelle ne hanno di meno, ma per noi sono comunque di lusso. Vedi lo stesso Egitto. E bisogna, Massimo, ti fai una vacanzina da qualche parte ogni tanto o vai soltanto ad Ischia?
a cercare certi monumenti, non si sa che non ci sono più. Va bene, basta, resto sul Corriere per omaggiare il quotidiano Il Corriere, signori, grazie a chi mi scrive una rassegna stampa così non l'avevo mai sentita, vero, probabilmente non la sentirà mai più, probabilmente da domani non sarò più in onda, ascoltate anche il podcast sul sito radiolibertà.net, dalle 9:30 trovate il podcast, la riascoltate da capo e addirittura la sera dalle 20 alle 21 c'è la replica. Armi, dollari, biglietti per Mosca, no, non è che li vincete se mi ascoltate. In Romania, incriminato Georgescu, pagina 21 del Corriere. Fermato il vincitore del primo turno delle presidenziali, poi annullato. Musk dice assurdo. Nella casa di un suo stretto collaboratore, Orazio Potra, ex capo dei mercenari della Wagner in Africa e sua guardia del corpo, gli investigatori hanno rinvenuto ieri 10 milioni di dollari in contanti, diversi biglietti per Mosca, un arsenale, pistole, mitragliatrici, granate, molte munizioni. E allora, sta Wagner qua che fa? Che canta? Che suona? Si complica in Romania la posizione di Calin Georgescu, il candidato dell'estrema destra filorussa e xenofoba, che ha vinto a sorpresa il primo turno delle presidenziali di novembre, poi annullate per il sospetto di ingerenze di Mosca. Guarda un po', l'hanno votato tutti e è stata annullata, va bene. Ne parla oggi il Corriere, paginone, ti spiega anche perché ha vinto Alessandra Muglia. Propaganda e fake news, così è diventato un simbolo delle destre nazionaliste. Vance lo aveva definito un esempio di repressione. L'uomo che ha sconvolto il panorama politico in Romania è ormai un vessillo dell'ultradestra anche fuori dai confini nazionali. Washington guarda da mesi a quel che succede a Bucarest ed è scesa in campo per difendere la corsa del controverso Calin Georgescu, il populista filorusso che a sorpresa aveva vinto il primo turno delle presidenziali, poi annullate per sospette interferenze di Mosca, una decisione criticata apertamente dal vice di Trump Vance alla conferenza di Monaco e bla bla bla. Ha vinto presentandosi come un outsider antisistema, un portavoce della gente delusa. Ciapala lì. E beh, un paginone sul Corrierone, che mette anche a pagina 23: sparò a un uomo durante una ronda, l'ex assessore accusato di omicidio. Il leghista Adriatici a Voghera va verso il processo, non si trattò di eccesso di legittima difesa. L'ex assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici, e la sua vittima Yonsel Bussetui, 39enne marocchino. Fate attenzione, se vi infastidiscono questi marocchini, diteli via, ma non sparate. Gli notificano lo sfratto, offre un caffè, poi si uccide. A Caivano, un 31enne con un lavoro precario si è tolto la vita dopo che un ufficiale giudiziario si era presentato per la notifica dello sfratto. Il giovane le ha aperto, le ha offerto anche un caffè, poi si è assentato dicendo che doveva andare in bagno. Si è invece chiuso nella stanza da letto dove si è impiccato. La tragedia a Caivano, alle porte di Napoli. Il proprietario dell'appartamento gli aveva fatto causa in quanto l'inquilino non pagava l'affitto. Di recente aveva ottenuto dal tribunale il decreto di sfratto esecutivo. La vicenda non è collegata con gli sfratti ordinati nei mesi scorsi dalla magistratura al Parco Verde di Caivano per lo sgombero degli alloggi, occupati abusivamente da famiglie legate a clan e pusher della zona. Lui non c'entrava niente. Altre notizie per così dire curiose, prendi nota. Avellino, prete positivo all'alcol test, il vescovo lo sospende. Oh, che uno dice, ma quanto vino ti bevi quando fai vedere sto corpo e sto sangue di Cristo, Ma alla fine è un vinello, ma c'è dentro anche l'acqua, dai. Vi sarete sposati almeno una volta nella vita, avete provato sto vinellino. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale, risultando positivo all'alcol test a cui l'hanno sottoposto i carabinieri. Protagonista della vicenda un sacerdote della diocesi di Avellino, parroco di un comune a pochi chilometri dal capoluogo, un caso che sta imbarazzando
imbarazzando non poco la diocesi. Il vescovo Arturo Aiello infatti non ha perso tempo e senza aspettare gli esiti dell'indagine giudiziaria ha deciso di adottare la linea dura sospendendo temporaneamente il parroco dalle sue funzioni. A quanto pare il parroco finito nei guai non è italiano. Informato dell'accaduto, il vescovo lo ha convocato in curia per comunicargli la decisione. Al tempo stesso ha invitato il sacerdote a prendersi maggior cura di sé e a disintossicarsi. Questa notiziona, notiziona del Sammy Varinona. Sì, me lo richiedete, certo, il Fatto Quotidiano alle 8:28 ce la faccio in centropagina. Trump scarica Europa e Kiev. L'Unione Europea pensa ad armi e soldati. Bella definizione della foto odierna. Ex alleati, siete nati per fregarci. Dazi al 25%. Ucraina mai nella NATO. Cioè uno con la prima pagina, io dovrei uscire di casa oggi, ma non ne esco neanche. Il Fatto Quotidiano è così, ti lascia senza parole, dice oh cazzo. I 26 e l'UK senza idee. A Londra con Zelensky per parlare di truppe che Putin non accetta. Vi basta? No, c'è anche arrestato Georgescu, il favorito alle elezioni. Dopo il voto annullato, gente in piazza. Prelevato e interrogato per 5 ore, accusato di false dichiarazioni sul finanziamento elettorale, incitamento ad azioni contro l'ordine costituzionale, creazione di un'organizzazione fascista. Protesta persino la sua rivale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il ciclone che ha provocato forte maltempo si sposta verso sud e verso la Grecia. In mattinata ampie schiarite al centro-nord, ancora densamenti sulla fascia adriatica, acquazzoni anche al meridione. Dal pomeriggio ombrelli aperti a tratti solo al sud, mentre un piacevole sole interesserà gran parte del centro-nord. Velature in Sardegna. Temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gar di vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i marroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevete un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso.
Per me chiamare olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo, il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un po' soporifera questa canzone, è il regista che contesta le scelte del giornalista Sammy Varin. Segno giù, ma beh, certo che sì, è un po' riposante, hai ragione, va bene, era soporifera ma era pur dolce sentire, la colonna sonora di Fratello Sole e Sorella Luna, Valentina Muscia, cantante pop, dance, ma anche per matrimoni, eventi sociali, da Siracusa gira in tutta Italia. Qui è in versione trio con Novella Nanè al piano e Adalgisa poi domani al clarinetto. Ok? Complimenti e soprattutto la scelta musicale, sacra scelta musicale che noi facciamo, la possiamo fare grazie a voi che ci rendete liberi. Questa radio si chiama Radio Libertà mica per quello, ma anche per molti altri motivi, ma tra questi c'è anche il fatto che mettiamo la musica che vogliamo. Non abbiamo imposizioni da parte di nessuno, non c'è nessuna casa discografica che ci paga per mandare questo o quell'artista. Se lo mandiamo vuol dire che è bravo.
che merita secondo il nostro parere e molto spesso anche secondo il vostro, che mi segnalate gli artisti del vostro territorio scrivendo a sammy.varin@radiolibertà.net o cercando Sammy Varin o Radio Libertà sui social. E questa Valentina Muscia è una di questi artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale. Se siete conosciuti io non vi trasmetto, sappiatelo. Adesso trasmetto un po' di vostri WhatsApp, grazie a chi mi sta scrivendo al 340 6709 659. Buongiorno Sammy, allora quando è che inviti Marco Rizzo a fare la rassegna stampa insieme? Ah, Legher, caro mio, io sto aspettando, ma Marco Rizzo continua a uscire di casa e va con Vannacci e non con Sammy Varinacci. Sono poco geloso, però se qualcuno di voi ha un certo dialogo con il grande Marco Rizzo, scriveteli, c'è Sammy Varin che ti aspetta in rassegna stampa, anche al telefono va bene lo stesso, mi piacerebbe fare una rassegna stampa magari una volta alla settimana, non sempre con Marco Rizzo, però cambiando una volta alla settimana ospite. Che ne pensate? 340 6709 659. Guarda che gentile questo che mi ha fatto la fotografia, guardami che bello che sono, perché siamo anche in TV sul canale 252, siamo sui social, siamo sul sito radiolibertà.net. Che cazzo ridi? E guarda com'è bello questo screenshot di Sammy Varin che saluta, e meno male, sto facendo ciao, non è il saluto romano, anche perché qua siamo a Milano, ti faccio il saluto milanese, ok? Noi e il Colosseo che brucia me lo ricordo molto bene, l'avevamo dipinto noi della Lega, certo. Proseguo. Ciao Sammy, con 10 euro anche la maglietta, 10 euro per la maglietta di Radio Libertà, anche meno, però se passate qui a trovarci nei nostri studi, Milano, via Bellerio 41, abbiamo bellissime magliette con scritto Radio Libertà, maniche corte perché sta arrivando l'estate, e abbiamo anche le mutande, naturalmente, perché noi siamo perennemente in mutande, per fortuna mi inquadrano solo il sopra, ma sotto anche i registi si devono spogliare per entrare qui perché siamo tutti in mutande. Il denaro sprecato per andare avanti e indietro dall'Albania, metterlo in conto ai magistrati. Vedo una vena di critica, ma forse è una mia sensazione. Ciao Sammy, non la voto ma l'ammiro la Meloni perché tira dritto e dà il peso che si merita questa opposizione che per gli italiani non dà niente. Quello dei figli che si vergognano dei genitori è capitato anche a me, che andavo in macchina a prendermi a scuola vestito male perché stavo lavorando in campagna. Oh, ma come ti permetti? Ma non sono vestito male. Adesso mi alzo in piedi, Guarda, mi alzo qua. Cioè, guarda un po', non è bellissima questa t-shirt con i V-meter? Guarda che l'invidia di Simone la vorrebbe lui, ci stai dentro 5 volte, 5 Simoni ci stanno qua. No, semplicemente, no, è normale, non è che... Vabbè, ok, ero impresentabile, lo ammetto, però guarda che fanno così tutti i ragazzi, e quando avrai un figlio, anche tu, chiunque avrà figli, se riuscirete mai a farli, siete capaci, vi devo spiegare, vostro figlio, già all'asilo no, dice ma papà non lasciatemi, e ti dispiace lasciarli andare, e piangono, li senti piangere da lontano, dici che cazzo li stanno facendo? Poi magari c'è davvero qualcosa di strano. Già le elementari iniziano pian piano, terza, quarta, quinta, e ti dicono di non parcheggiare proprio lì davanti alla scuola quando li molli giù. E tu rimani, dici ma come? Ma perché? Ma piove? No, non importa, prendo l'acqua. E sarà che la prima volta che li ho accompagnati io sono entrato proprio dove entrano le macchine dei professori, no? E io, dai che entriamo nella porta. Volevo fare un po' il figo della situazione. Da quel giorno ho detto papà parcheggia lontano. Alle medie ancora di più, e siccome i miei sono arrivati in terza media e praticamente 1 chilometro prima, e sei sicuro? Esagerato. Vado in rassegna stampa? No, sì, vado, sì, perché sono in ritardo, tra poco c'è qui Parlamento e... Il quotidiano Il Giornale, signori, il quotidiano Il Giornale che ci sollazza con Trump shock
dazi al 25% all'Europa, ma io che sono maco prevedo che per l'Italia ci sarà uno sconto, lo sconto melona. Vedrete se non è così. Pugno duro contro l'Unione Europea, è nata per truffarci, frase che mi pare state concordando in molti, peccato che noi ci siamo nell'Unione Europea. L'accordo con Zelensky sulle terre rare apre alla tregua. Meloni serve la NATO. Musk minaccia il governo italiano ma sbaglia bersaglio perché abbiamo votato un emendamento col PD che poi non se n'è fatto niente, adesso stanno qui veramente a menarla, non Musk ma il suo portavoce, le scure di Donald Trump, la scure di Donald Trump si abbatte sull'Europa, abbiamo deciso imporremo dazi al 25% sulle auto e altre cose, ha annunciato il presidente americano durante il primo consiglio dei ministri della sua nuova amministrazione, mentre il presidente ucraino Zelensky è atteso domani a Washington per firmare con il tycoon l'accordo sulle terre rare, viatico per la tregua. La premier Giorgia Meloni avverte Macron: solo la NATO può garantire la sicurezza di Kiev. L'uomo in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, accusa il nostro governo, ma sbaglia bersaglio. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Vittorio Macioce, la lotta al walk non è il grottesco, ma soprattutto Salvini sponda agli Stati Uniti, poi giura appoggio a Kiev. Borgia, pagina 2 e 3, tra poco leggiamo. Decreto bollette, più aiuti alle famiglie. Se ne parla anche quest'oggi su molti giornali, ancora si sa poco, ma domani verrà presa la decisione. Vi dico una cosa in più, ve la dico tra poco, una cosa bellissima che sta portando avanti un nostro parlamentare ad Arona e che non riguarda solo i cittadini di Arona. Tra poco ve ne parlo. Papa, lieve miglioramento, i reni non preoccupano e poi Luigi Mascheroni, lo sfratto al duce a proposito di priorità del paese. Questo è il giù la maschera di Luigi Mascheroni in prima pagina sul Giornale. Ieri il Consiglio Comunale di Salò, ridente cittadina del Lago di Garda e suo malgrado capitale della Repubblica Sociale Italiana tra il 43 e il 45, ha revocato la cittadinanza onoraria che fu conferita a Benito Mussolini nel 1923, cosa che all'epoca decisero 7.000 comuni italiani. Il problema della revoca si era già posto altre volte, ma sia la destra sia la sinistra, che qui ha governato a lungo, non avevano fatto nulla. Oggi il vento è cambiato, l'antifascismo è diventato il core business della ditta e l'imbarazzante riconoscimento è stato cassato con orgoglio e commozione. E così la sinistra che a Ischia, al Museo Archeologico di Villa Arbusto, l'altro giorno ha posto una targa in memoria di Lenin, a Salò ha raschiato via il nome di Mussolini dalla storia della città. Per inciso è un'altra dimostrazione dell'inutilità del Parlamento europeo. La risoluzione che accosta e condanna i simboli del fascismo e del comunismo non la rispetta nessuno. Curiose poi le motivazioni di chi difende la memoria del duce a Salò e di Lenin a Ischia. Sono identiche. Aiuta il turismo e infatti, morte le ideologie, restano a malapena gli affari. Per il resto, noi che non abbiamo nulla né contro le cittadinanze onorarie né contro le targhe commemorative, restiamo indifferenti davanti a chi, ben più pericoloso di chi lo ricorda, vuole cancellare il passato, contrabbandando il gesto addirittura come una rivoluzione, che non è un pranzo di gala, ma a volte sa di pasto freddo, consumato dopo più di 100 anni. Che ne dite? Da commentare 34067096659. Anche su Tito noi profughi fiumani avremmo qualche cosa da dire, ma è una sensazione. Avanti, siamo sul quotidiano Il Giornale. All'interno, Meloni, solo la NATO può assicurare la sicurezza di Kiev, l'affondo di Crosetto. Nella riunione dell'Unione Europea la Premier ribadisce il no alla proposta di Macron e auspica collaborazione tra Europa e USA. Solo così si potrà avere una pace che sia duratura. Il ministro della Difesa contro Macron e Starmer, prima di proporre truppe UE, avrebbero dovuto avere la creanza di confrontarsi con l'Europa. Poi
C'è Matteo Salvini che ieri ha parlato alla stampa estera, sponda di Salvini a Donald, rivoluzione pacifica, ma giura appoggio a Kiev. Il leghista punge von der Leyen, un esercito guidato da lei dura 20 minuti, garantiti voti per gli aiuti all'Ucraina. Pierfrancesco Borgia, il problema resta sempre lo stesso, niente ombrello NATO e dell'Unione Europea per la martoriata terra ucraina. Nemmeno nel caso di inviare sul campo devastato dal conflitto triennale con la Russia truppe internazionali di interposizione. Possibile mandarle, sottolineano sia Palazzo Chigi che la Farnesina, ma soltanto sotto l'egida dell'ONU. Un'opinione questa che per il ministro degli esteri Antonio Tajani è condivisa anche dall'altro alleato di maggioranza, Matteo Salvini. Fin qui si è sempre detto categoricamente contrario all'invio di truppe italiane, né sotto la bandiera della NATO né sotto il vessillo europeo, e indossando i caschi blu dell'ONU. Questa evenienza rende Salvini cauto e attendista. Aspettiamo che ce lo chiedano, salvo poi ricordare, come ha fatto ieri nel corso di un incontro alla stampa estera, che abbiamo 7.500 soldati italiani impegnati in missioni di pace in giro per il mondo per una spesa superiore al miliardo. Prima di spendere un euro in più o ipotizzare l'invio di un soldato in più, bisogna essere certi di quello che si fa e di come lo si fa, perché altrimenti l'esempio dell'Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria. L'importante è, per il leader della Lega, un esercito italiano forte. E prosegue l'articolo di Pierfrancesco Borgia, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che parla anche del decreto bollette. Aumentano gli aiuti destinati alle famiglie, lo scriviamo già da un po' di giorni, da tutte le parti, ma domani, dopo il Consiglio dei Ministri, sapremo qualcosa di certo. Tetto delle risorse fissato dal MEF a 3 miliardi, verso un bonus dal forte impatto, ma di durata limitata. E quello che vi dicevo che sta facendo un parlamentare importante della Lega, il sindaco di Arona, tale Gusmeroli, mai sentito? È un deputato della Lega. Signori, Arona ha aperto a tutta l'Italia. Visto che c'è questa iniziativa della Lega, a voi che prendete una barcata di bolletta di gas, di luce, eccetera, torniamo alla tutela graduale? Sì? Signori, la città di Arona vi invita in comune, non solo a voi che vivete in comune. Attenzione, io l'ho detto l'altro giorno, ho detto cavolo, sarebbe un'idea da ampliare a tutta l'Italia. Grazie al sindaco Gusmeroli che a quanto pare ascolta Sammy Varin su Radio Libertà. Chiunque può andare in comune ad Arona e farsi aiutare per passare alla tutela graduale, ed è un esempio che andrebbe seguito dai comuni di tutta Italia. Guarda il volantino. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Vieni in comune per passare al servizio a tutele graduali. Categorie ammesse vulnerabili, over 75, disabili certificati, fragili con bonus energia. Porta con te il documento d'identità, l'ultima bolletta, l'indirizzo mail, un telefono cellulare e l'IBAN in caso di domiciliazione bancaria. Vieni ad Arona, Verbania, Lombardia, Piemonte, siamo sul confine, ma spero che anche in tutti i comuni d'Italia, se bussate alla porta, vi aprano. Lo sportello dedicato ad Arona è martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 8.30 alle 11.30 al piano terra ex Sala Pagliano, dal 4 marzo al 30 giugno 2025. Io ringrazio il grande Gusmeroli, il comune di Arona, per questa splendida iniziativa, perché andare sul comune di Arera, sì, sul sito di Arera è bello, certo, ma non ci capisci niente. Non ci capisco niente io che faccio giornalismo, ti immagini il vecchietto di 80 anni. E sono anche un po' cattivi in questo senso, ma si chiama burocrazia, è terribile. Per cui grazie ad Arera che ci permette di passare alle tutele graduali per avere una bolletta più leggera, ma soprattutto grazie ai comuni che apriranno la porta ai cittadini che vogliono una mano
per passare alle tutele graduali, che si chiamano graduali perché vuol dire che paghi meno ma dura minga. Nel frattempo, certamente domani il Consiglio dei Ministri decide gli aiuti per chi ne ha veramente bisogno, ma nel frattempo tempo, come diceva l'altro giorno qui Claudio Borghi Aquilini, la guerra finirà e la settimana dopo le bollette diminuiscono. Te capì? Qui Parlamento. Grazie Presidente, Vice Ministro Bellucci, saluto anche il Sottosegretario Durigon che ora è uscito, i colleghi tutti. Siamo giunti all'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare in materia di partecipazione dei lavoratori alla governance delle aziende, proposta e sottoscritta da centinaia di migliaia di cittadini e da una sigla sindacale importante, la CISL, che ringraziamo. E questo è già un primo segnale positivo che possiamo interpretare come positivo, poiché non è mistero come negli anni ci sia stata una diffidenza più o meno marcata da parte anche del mondo sindacale rispetto a nuove forme di cooperazione tra aziende e lavoratori, nel timore forse che le stesse potessero marginalizzare il ruolo del sindacato. Come anche non è un mistero come parte del mondo imprenditoriale sia stato scettico e in parte sia ancora oggi scettico rispetto a nuovi paradigmi lavorativi. E nel mezzo di queste diffidenze e di questi convincimenti il Parlamento, nonostante delle diffidenze che perdurino da quasi 80 anni, visto l'articolo 46 della nostra Costituzione che promuove questo diritto, dicevo, nonostante tutto, tra convincimenti e diffidenze, il Parlamento ha fatto il suo lavoro, cioè quello del legislatore, e ha preso dunque diverse proposte di legge e coralmente ci siamo accordati su un testo base che è proprio quello della proposta di iniziativa popolare. Rivendichiamo questo con un certo orgoglio perché tra le diverse proposte di legge c'era anche quella del nostro capogruppo Riccardo Molinari, già presentata nella scorsa legislatura, presentata in questa legislatura e già calendarizzata, ma il rispetto che si deve a un istituto così importante di democrazia diretta giustamente ci ha fatto propendere per adottare questo testo come testo base. Sono iniziati poi i lavori di commissione, ringrazio i relatori Cavandoli e Malagola per il lavoro anche sartoriale che hanno fatto e si sono adoperati per accogliere il maggior numero di proposte emendative, con particolare rilievo quelle delle opposizioni, con un approccio inclusivo e responsabile, come anche responsabile è stato l'atteggiamento del sottosegretario Durigon quando ha accolto gli emendamenti soppressivi rispetto a quella parola maggiormente che tanto avevano fatto discutere in commissione e che di fatto però non risolvono il problema della rappresentatività sindacale, che anzi noi crediamo debba essere un tema posto all'attenzione della Commissione Lavoro, e sull'impegno che si è preso il sottosegretario Durigon e quindi il governo, noi crediamo debba essere aperta una discussione per garantire pluralità sindacale senza mai mettere in dubbio la parità salariale. E quindi questi emendamenti hanno da un lato levigato alcuni aspetti e sottolineato maggiormente altri aspetti. Basti pensare che è stato aumentato il fondo da 50 a 70 milioni di euro. Di una cosa siamo certi: questa proposta non è stata snaturata. Lo abbiamo sentito dire in queste settimane e anche poc'anzi in quest'Aula, forse nel mero tentativo di rifuggere l'imbarazzo di non votare favorevolmente questa proposta, si continua a dire che questa legge è stata snaturata, un convincimento solo delle opposizioni, visto che la neoeletta segretaria della CISL Fumarola e il suo predecessore Sbarra continuano a ripetere che questa è una buona legge, l'impianto non è stato taccato e quindi abbiamo fatto tutti un buon lavoro coralmente anche con il supporto delle opposizioni. Noi voteremo quindi convintamente questo provvedimento, la diffusione di formule partecipative alle realtà produttive, come già sta avvenendo in altri contesti europei, la Germania su tutti, dimostra che la risorsa umana sia sempre più importante all'interno delle realtà produttive. Oggi al lavoratore non si chiede soltanto lo svolgimento di funzioni meramente esecutive, ma anche l'implementazione di linee progettuali riguardanti la definizione dei processi produttivi. Pertanto, l'obiettivo di ottimizzare l'impiego del lavoro spinge a ricercare formule per le quali il lavoratore diventi sempre più un soggetto della produzione attraverso il suo pieno coinvolgimento nelle dinamiche dell'impresa. L'iniziativa popolare di questa legge, sostenuta appunto dalla CISL, evidenzia che il mondo del lavoro sta cambiando, lo dimostra anche la continua ricerca da parte delle aziende di lavoratori
qualificati e proprio attraverso la partecipazione alla gestione aziendale si vuole favorire la fidelizzazione e il riconoscimento del merito. Si è quindi ampliato il concetto di partecipazione includendo non solo l'aspetto gestionale ma anche quello economico-finanziario attraverso la redistribuzione degli utili, la partecipazione organizzativa e consultiva. L'obiettivo è di migliorare la produttività aziendale attraverso il contributo diretto dei lavoratori. Particolare rilievo è stato dato alla possibilità per le società che adottano il sistema dualistico di introdurre rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Inoltre si prevede la costituzione di commissioni paritetiche di lavoratori con processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Ciò include anche gli aspetti cruciali come il welfare aziendale, le politiche retributive, la qualità degli ambienti di lavoro e l'inclusione delle persone con disabilità. Infine, presso il CNEL sarà istituita una commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori con funzioni di indirizzo e interpretazione, nonché di monitoraggio delle buone prassi in materia di consultazione dei lavoratori nelle imprese. Vede Presidente, noi di fronte a un provvedimento che riteniamo possa segnare una svolta in un settore così cruciale quale quello del lavoro, ancorché questo è un avvio di un percorso, non nascondiamo una certa amarezza nel constatare che un passo così importante potrebbe trovare una maggioranza che è quella di governo e poco di più. Avremmo auspicato una maggioranza diversa. Crediamo che sulle strategie ci si possa anche dividere, ma sui principi si debba provare a non dividerci. Anche se poi a ben vedere questo governo nei 2 anni ha portato risultati tangibili e che sono stati invece presi d'assalto dalle opposizioni. Ne ricordo solo alcuni dati confermati e ufficiali: l'occupazione in Italia è cresciuta del 3,6%, lavoratori a tempo indeterminato aumentati di 900.000 unità, lavoratori con un contratto a termine diminuiti di 260.000 unità, disoccupati diminuiti di circa 500.000 unità. Dunque, finita la stagione dell'assistenzialismo, aumentati i posti di lavoro. Di fronte a tutto questo abbiamo solo ascoltato il vero leader politico delle opposizioni, Maurizio Landini, chiamare a gran voce la rivolta sociale. Crediamo che non sia questo il modo di porsi di fronte a un tema così importante quale quello del lavoro per questo momento storico che stiamo attraversando, anche perché crediamo che questo sia troppo forte nel dibattito politico italiano, ma sia anche poco rispetto alla tradizione importante anche della sinistra, che da sempre è vicina ai lavoratori, perché quando si cerca di intorbidire le acque poi se ne esce confusi tutti, e forse ne uscirete così confusi che a giugno, quando il vostro leader politico vi chiamerà a votare sui quesiti referendari, vi chiederà di votare no a quel Jobs Act a cui voi avete votato sì, nella stagione in cui si comprimevano i diritti e nessuno gridava alla rivolta sociale. E allora magari sui principi dovremmo stare attenti a non dividerci, a rimanere uniti. Noi riteniamo che la lungimiranza dei nostri padri costituenti nel riconoscere il diritto di cooperare alla gestione delle aziende quale momento di elevazione economica e sociale, quella lungimiranza debba trovare finalmente un percorso sicuramente perfettibile, come tutto è perfettibile, affinché non ci si fossilizzi ancora una volta nella dicotomia stantia tra capitale e lavoro, che non ci porta da nessuna parte, poiché non sono in antitesi, ma che anzi debbono insieme sfidare le necessità di questo tempo. E mi auguro davvero che tutte le forze politiche possano convergere in un voto favorevole che dia un segnale a tanti lavoratori che della sola rivendicazione sindacale e della rivolta sociale non sanno cosa farsene. Facciamo in modo, almeno questa volta, che il lavoro, che è stato viatico di unità nazionale proprio nello spirito della Costituzione, non sia qua dentro ancora una volta al vaglio delle ideologie o delle vicinanze a questo o a quel sindacato, ma sia confronto onesto con la quotidianità dei lavoratori. Crediamo che per guardare avanti noi dobbiamo impiantare nella saggezza di ieri i semi delle sfide di domani. È tempo dunque di puntare non solo alla produttività, ma anche alla valorizzazione del capitale umano. Attraverso l'introduzione e la promozione di nuove forme di partecipazione attiva si favorisce non solo la crescita professionale, ma anche un incremento della qualità del lavoro, con impatti diretti e positivi sulla competitività delle imprese italiane nel mercato globale.
Questa novità rappresenta quindi una scelta strategica per il futuro del sistema produttivo nazionale, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e sviluppo economico. Ed è per queste ragioni che dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega per Salvini Premier. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Canzone da meditare, signori. Piero Chiappano, Una strada in mezzo al cielo. Cantante di ispirazione cristiana. E guarda un po', Piero Chiappano ha vinto la 4ª edizione del Festival della canzone cristiana di Sanremo, negli stessi giorni del festivalone. Bravo Piero Chiappano da Gaggiano nell'Interla Milanese, lo avremo nelle prossime settimane ospite su queste frequenze, grazie al collega Brienza. Da non perdere, intanto la trovate facilmente su YouTube questa canzone, Una strada
strada in mezzo al cielo, Piero Chiappano. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, rassegna stampa, grazie ai tantissimi che ci stanno scrivendo di tutto al 340 6709 659, grazie a quelli che ci stanno dicendo Sammy Varin, 10 euro sono per te, per Radio Libertà, perché ascolto Radio Libertà, perché siete una radio diversa e oggi ce ne sono così tante di radio, ma sono tutte uguali e soprattutto parlano, ma nessuna ascolta. Noi ascoltiamo le vostre voci, i vostri WhatsApp al 340 6709 659 tra poco arrivano, ma tra pochissimo anche le vostre telefonate allo 029294 7222, tra poco ve le leggo. Intanto però, a gran richiesta, dietro di me, chi mi guarda sul sito radiolibertà.net, chi mi guarda sul canale 252 del televisore, c'è il regista che ci sta mostrando gentilmentissimo, grazie Simone, il famoso video di Trump di Gaza, dove si vedono i danzatori barbuti e tutti questi resort bellissimi che ci sarebbero se gliela fate comprare dall'America, Gaza. Ricordiamo che c'è anche Fratoianni per par condicio che a mezzanotte 22 ha fatto un video anche lui con l'intelligenza artificiale, molto più triste certo, ma questa Gaza la vogliamo rifare, la vogliamo rifare. A proposito di questo, tra poco vi leggo certamente il resoconto di alcuni quotidiani su questa trampata. Il Tempo però si occupa del sciopero, com'è che lo chiama? Sciopero, S-H-O-W, sciopero, va in scena lo sciopero, scrive il quotidiano Il Tempo. Oggi protesta spettacolo contro il governo, testimonial delle toghe, Cettola qualunque e gli scrittori Carofiglio e De Giovanni. Il trucco per evitare il flop: si conta chi lavora e in chat già si parla del 90% di adesioni. Così, signori, Il Tempo in prima pagina con l'editoriale di Tommaso Cerno, altro che piove, qui è Gaza, governo ladro. Il Tempo di Osho, bufera sul video di Trump, ma Zelensky vola negli Stati Uniti e Trump che chiede a Zelensky, te va a gestire le montagne russe a Gazaland? Interessante. Rudolf Giuliani, l'ex sindaco di New York, intervistato dal quotidiano Il Tempo. I veri fascisti sono i Dem, Italia stabile con Meloni. L'ex sindaco di New York, Rudolf Giuliani, ha fatto tappa a Roma per una serie di incontri istituzionali di alto livello, si è visto anche con Salvini, ma è passato anche dalla redazione del Tempo. Sempre in prima pagina l'idea del governo, caro bollette, un piano di aiuti per le famiglie, lo vediamo tra poco. Intanto però sono all'interno ed eccolo qua il video Mar a Gaza di Donald. Fa impazzire, sempre quel verbo, la sinistra. Il PD se la prende con Giorgia. Il presidente ripubblica un video della Palestina con resort extra lusso. Schlein e compagni pretendono che la premier vada in Parlamento a chiarire. Per ogni cosa sempre venire in aula, la solita richiesta di chi non ha idee. Bravo Gianluigi Paragone di spalla che commenta oggi sul Tempo. Chiaro che in questo video di Trump, come vede Gaza, è un'idea esagerata, esorbitante, ma forse quello che vorremmo tutti quanti noi? Lo chiedo a voi, che siate di destra o di sinistra, fascisti o comunisti. 340 6709 659. La vogliamo rifare questa Gaza? Ma chi la deve rifare? Fratoianni o Trump? Punto di domanda. Sotto, sempre su Il Tempo, emendamento Dem anti-mask, ma il centrodestra lo boccia. E lo diciamo, perché c'è qualcuno che dice che abbiamo fatto pissi wow wow con loro, micio, ma no, scontro sul DDL spazio, stroppa, attacca Fratelli d'Italia, stroppa, chi troppo stroppa, pensando che abbia appoggiato i Dem, ma non è così, scrive oggi Cristian Campigli sul quotidiano Il Tempo, il più classico degli sgambetti con cui l'opposizione Dem ha cercato di far cadere in fallo la maggioranza, un assalto che Fratelli d'Italia è riuscita a respingere
respingere. Brava! Un enorme misunderstanding che per alcuni minuti ha creato imbarazzo. Il DDL Spazio è stato ieri al centro di una rumorosa polemica. Intesa PD Fratelli d'Italia? Bene, si vuol far passare Starlink e SpaceX per i cattivi? Agli amici di Fratelli d'Italia evitate di chiamarci per conferenze o altro. Parole tutt'altro che amichevoli, quelle messe nero su bianco su X da Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk. Ma non era vero, vi devo dire tutto io, mamma mia. Sì, vado avanti. Donald un fascista, ma che lo sono i Dem. Italia più stabile dell'Unione Europea con Meloni e Salvini, signori. A parlare così è l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani nella redazione del quotidiano Il Tempo. Zelensky, carriera creata da un oligarca ucraino corrotto, signori. Tutto da leggere, il colloquio con Rudolph Giuliani oggi sul quotidiano Il Tempo a pagina 7. È decisamente bello oggi Il Tempo perché si occupa, come tutti gli altri, certo, del decreto bollette, il piano per tagliare i costi ai più fragili. Dopo il rinvio di martedì, il dossier sarà discusso domani in Consiglio dei Ministri. Gusmeroli, servizio a tutele graduali per 11,5 milioni di persone. Sì, mentre il governo sta pensando, e domani lo sapremo, cosa fare sul fronte bollette per i più fragili, ricordiamo il modello Arona. Alberto Gusmeroli della Lega è presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, lo sentiamo spesso su queste frequenze, e nella sua Arona, perché lui è sindaco di Arona da tanto tempo, ha aperto uno sportello in comune proprio per aiutare gli over 75, i disabili, i deboli economici, per passare al servizio a tutele graduali, che è proprio il servizio che fa costare di meno il gas in questo momento. Attenzione, fino a ieri pensavamo che questo sportello aperto ad Arona fosse riservato soltanto ai cittadini che vivono ad Arona. No! Hanno accolto l'appello che ho fatto proprio io ieri su queste frequenze, e ad Arona, in provincia di Novara, ma lì proprio in provincia di Novara, scrive Il Tempo, lasciamo fare, insomma, c'è questa bellissima opportunità. Verbania, siamo al confine tra Lombardia e Piemonte, ma ci arrivate in un'oretta anche da Milano. È aperto a tutta Italia questo sportello. Chiaro che non arrivate da Palermo fino ad Arona, nonostante sia una bellissima cittadina, Arona sul lago. Io il primo bacio che ho dato alla mia futura moglie l'ho dato ad Arona, sappiate. Chiaro che ho selezionato moglie leghista, e anche Arona assolutamente leghista, chiaro. Non c'era un comunista nel giro di 50 chilometri. Stavo dicendo che è un esempio per tutti i comuni italiani. Aprire uno sportello nel vostro comune, o semplicemente avere qualcuno che per un'ora alla settimana accolga chi non riesce a farlo da solo, perché sul sito di Arera si può passare a questo robe graduali, alle tutele graduali, ma è un casino, ve lo dico subito. Quindi tutto quello che i cittadini dovranno fare è venire in comune con una bolletta, un documento di identità, un telefono cellulare e un IBAN nel caso della domiciliazione bancaria, ha spiegato il deputato del Carroccio Gusmeroli. Al resto penseremo noi. Questo sportello è finanziato con i fondi del PNRR ed è aperto a tutti i cittadini italiani, non solo quelli di Arona. Chissà che non possa diventare un modello a livello nazionale. Complimenti al Tempo che ha accolto l'idea di Sammy Varin. Siamo su Repubblica. Trump contro l'Europa, il titolo principale del quotidiano Repubblica, che scrive però all'interno: truppe sul terreno, Meloni e Crosetto frenano Macron. Sempre a pagina 6 di Repubblica il duello. Salvini il guastatore vede l'inviato Zampolli, Tajani fa da argine,
Kiev nell'Unione Europea già deciso. Lorenzo De Cicco, questa è Repubblica. Matteo Salvini si fa puntare la spilletta USA, con scritto 47° presidente dall'inviato speciale di Trump per l'Italia, Paolo Zampolli. Poi riceve l'altro amico di The Donald, Rudy Giuliani. Intanto, in conferenza stampa estera, piccona l'Unione Europea, trazione von der Leyen, si dice assolutamente contrario alla difesa comune europea e scaccia l'ingresso dell'Ucraina nella famiglia di Bruxelles. L'altro, Antonio Tajani, risponde: Zampolli chi? Fuori Montecitorio, non vede nemmeno Giuliani. Nel frattempo benedice l'esercito comune europeo e ritiene che il percorso per portare Kiev nell'Unione sia una decisione già presa. Entrambi sono vice premier dello stesso governo a guida Meloni, ma mettendo in fila le loro sortite, solo negli ultime 24 ore viene fuori un match di ping pong. Siete capaci di giocare a ping pong? 340 6709 659. Questo naturalmente è Repubblica. Chi rispecchia meglio il vostro pensiero? Scrivetemi 340 6709 659. Tajani o Salvini? Stroppa. C'è il c'è Stroppa. L'amico di Musk all'attacco di Fratelli d'Italia: siete contro Starlink, non chiamateci più. L'accusa è di sostenere il PD sulla politica italiana di investimenti spaziali. Volete farci passare per cattivi. Nel mirino il ministro Urso. E sempre il quotidiano Repubblica. Bisogna far felici anche voi pidini che mi sentite, per simpatia o per antipatia. Sempre su Repubblica, anche qui, signore, il caso Salò chiude con Mussolini, cittadinanza revocata, solo in 20 a protestare. Solo in 20 fascistoni protestavano. Consiglieri scortati in aula, passa la mozione della maggioranza di sinistra. L'opposizione: cancellate la storia. Brunella Giovara quest'oggi felicemente sul quotidiano Repubblica, che si occupa naturalmente anche di bollette, un paginone a pagina 27 nell'economia di Repubblica. Bollette, gli sconti in 3 mesi, il governo spera nell'estate, ma speriamo anche che finisca la guerra, è minimo, bisogna dirlo. Vertice a Palazzo Chigi, l'aumento del bonus sociale alle famiglie sarà concentrato confidando in un calo dei prezzi del gas. Intanto però pronta la NewCo sul nucleare tra Enel, Ansaldo e Leonardo. L'obiettivo della società è sviluppare impianti di piccola taglia, modulari, trasportabili e con più elevati standard di sicurezza nel paese. Signori, facciamo ripartire il nucleare. Ultimissimi minuti, sì, dai, apriamo le linee. Chi vuole entrare in diretta 0292947222. Il quotidiano La Stampa, titolo principale: soldati a Kiev, rissa europea. Ma in centropagina anche la vicenda della mamma di Giulia Gagliotto: l'assassino di mia figlia già libero e mi chiedono tasse su soldi mai presi, umiliata dallo Stato, scrive Filippo Fiorini oggi sul quotidiano La Stampa. Aspettano l'indennizzo, ma intanto l'assassino è senza lavoro e lo Stato gli ha chiesto non so quanti migliaia di euro di tasse su il 1.000.000 di euro, quanto dovrebbero prendere questi dall'assassino, che non sappiamo proprio come mai farà a darglieli. Certo, 1/5 dello stipendio a vita, ma se non lavora e intanto loro devono pagare la tassa su quanto non hanno ancora preso. Bah. La Stampa, tutti contro tutti, sul quotidiano La Stampa all'interno, siamo a pagina 2, l'Unione Europea verso il summit per decidere fondi e soldati per l'Ucraina, Crosetto e Meloni sfidano Macron, non si inviano truppe come i fax. Però che ci piace la polemica, fammela vedere, l'inviato di Trump sceglie Salvini, tu fedele. Stroppa attacca Fratelli d'Italia. Anche voi contro SpaceX. Al primo viaggio in Italia Zampolli incontra solo il leghista, ma Tajani minimizza. E chi è? La polemica oggi sul quotidiano La Stampa: l'inviato di Trump sceglie Salvini. Tu
fedele. Tutto da leggere l'articolo oggi a pagina 2 del quotidiano La Stampa. Anche qui le bollette, piano del governo in 2 tempi, 3 mesi di bonus e misure a lungo raggio, ma si parla anche di PD che insieme a 5 Stelle ma divisi in piazza. Il retroscena, pagina 15 con Niccolò Carratelli. Schlein sperava di organizzare insieme la manifestazione voluta da Conte, ma il leader 5 Stelle sta facendo tutto da solo. Le manderò un invito. La segretaria Dem lo punge. Valuteremo se partecipare, ma la competizione tra noi non paga, dovrebbe essere chiaro a tutti. 0292947222. Mi taccio, parlate voi. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Mi è sfuggito o oggi non hai letto la verità? Cazzo, Non m'ha lo sai. beccato. Porco No, vabbè, cane, m'ha comunque. beccato. È vero, adesso me la preparo. Dici. Ok, allora tu hai la maglietta con i V-meter e io te la comprerei subito se la commercializzassi da ex del settore. È vero. Io nel mio studio, dove ho tutti i miei ammenicoli, ho, oltre ad un FBT del 1985 MX92, ho un amplificatore degli anni 70 della Philips con i V-meter. Comunque non è di questo che volevo parlare. Una cosa seria, la canzone che hai messo alle 9 ieri mattina, mi sono perso il titolo, dopo me lo potresti dare, perché quello della Quincy delle 8:30 era meravigliosa, Ash. Quell'altra era altrettanto bella, ma io che faccio anche dei programmi mi piacerebbe riprendermela. Comunque deve essere invece... Giordana Maugeri, ma poi vado a cercarla. Giordana Maugeri, sì, non mi ricordo il titolo, però infatti mi ricordo Giordana, me lo ricordavo. Sì. Allora, le cose invece poco serie. Io sono convinto che Trump, ovviamente, come dici te, è un commerciale e secondo me punterà a degli accordi bilaterali con gli stati. Se è vero che ha detto che colpirà le merci che infastidiscono le produzioni americane, siamo sicuri che la Germania la distruggerà. Noi non produciamo più auto, noi produciamo soprattutto prodotti di alimentazione che sicuramente agli americani vanno benissimo. Per il discorso di Gaza, e chiudo, ma ci chiediamo il perché nessuno li vuole, quei palestinesi? Perché i paesi arabi non li vogliono assolutamente aiutare? E dovremmo farcene carico noi? Perché né Egitto, né Giordania, né altri paesi confinanti con la zona palestinese non vogliono aiutare i palestinesi? Forse perché hanno paura che ci siano tanti terroristi in mezzo? Ciao Sammy, grazie. Grazie. Triste verità, se tu fossi un palestinese cosa penseresti? Probabilmente penseresti di arrivare qua da noi, di prendere un bel Kalashnikov e ammazzare tutti quanti? Speriamo di no. La verità, certo, me l'ero dimenticata, ma no, facevo apposta per vedere se mi ascoltate o no. La verità apre oggi con Achtung! L'Unione Europea si fa la milizia privata. I pericoli della sciagurata accelerazione sulla difesa comune. Non è chiaro chi comanderebbe l'esercito né chi fornirebbe le armi. Problemi non da poco anche con le varie costituzioni. La nostra ripudia la guerra. E c'è il rischio che le forze armate siano usate come forze di polizia, secondo i dettami del manifesto di Ventotene. 0292947222, ci sono le linee libere. So che vi sembra impossibile, provate a chiamare adesso da tutta Italia, dal mondo intero. 0292947222. Entrate in onda con me, qualunque cosa abbiate da dire. Chiedo scusa, ma c'ho qui davanti la provocazione di Trump. Trump è un po' di ciccetta, ce l'ha anche lui, più magrolino Netanyahu. Provocazione di Trump, però l'intelligenza artificiale gli fa uno sgambetto gender. E qui ci sarebbe da chiamare qualche deputato della Lega, perché ci sono le ballerine barbute, ma secondo me ha un significato di ulteriore presa per il culo, perché lì sono tutti barbuti, ma nello stesso tempo certamente hanno quel pensiero particolare verso chi ha altri gusti sessuali da quelle parti, essendo islamici, però è un mio pensiero, perché lo sapete, sono abbastanza provocatorio su questo fronte. 0292, comunque non sono mica male, ma questa assomiglia un po' a Simone, davvero.
t'ha beccato. Vai a ballare per Trump la sera. Sapevo io che avevi qualche lavoro. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Ferdinando, telefono provincia di Verona. Buongiorno. Vedi, questa è la giusta conseguenza di quelli che vogliono avere il culo su due poltrone. Allora, gli Stati Uniti d'America all'inizio dell'amministrazione Biden ci ha portato in guerra facendoci odiare la Russia, che non ha assolutamente niente con la Russia, commercializzavamo, stavamo bene, erano cambiati a livello di URSS, erano diventati, si può dire, una nazione, stavano diventando una nazione democratica. Invece adesso entra un'altra amministrazione, che è quella di Trump, e dobbiamo farli schiavi per l'ennesima volta a seconda di quello che dicono loro. Questo è giusto perché non abbiamo spina dorsale, non vogliamo avere le balle di dire quello che pensiamo e dobbiamo solo sottostare ai diktat di altri. Pensa che con la Russia noi potevamo avere tutto petrolio, gas, esercito. Potevamo diventare un'Unione Europea fortissima, invece adesso diventiamo degli zerbini, siamo dei cagnolini che veniamo portati a spasso a seconda dell'amministrazione. Grazie caro, grazie da Zerbino Varin che vi porta sulla Verità, pagina 7. In Romania la democrazia traballa, Georgescu fermato per eversione. Paginone su Georgescu, ma all'interno, signori, la Verità oggi è ricchissima, è davvero, l'ho tenuta per ultimo ma è strapiena. Si parla del famosissimo, in senso negativo, Don Biancalani. A pagina 12 della Verità, da Biancalani un altro africano pugnalatore. Ennesima aggressione nel centro del prete pro immigranti. Siamo nella parrocchia di Vicofaro. Un nigeriano colpisce alla gola un gambiano. Erano stati già denunciati, un precedente il mese scorso, e mentre il Don rischia il processo per truffa, i cittadini di Pistoia insistono: chiudere la struttura. A giugno il sacerdote è stato multato per le mancate opere di deratizzazione e sgombero dei rifiuti. Nel 2020 un ospite nascose dosi di droga nel confessionale. Guardi la foto della chiesa di Don Biancalani a Vicofaro, una frazione di Pistoia. Qui vivono tutti i migranti, nella chiesa, dove penso che si facciano anche le funzioni. Dopo mezz'ora arriva la vecchietta ad ascoltare il prete che fa messa. Coltelli sugli agenti, passanti assaliti, le strade francesi ancora nel caos. Matteo Ghisalberti parla di Francia, ma signori, sembra di parlare d'Italia. Attenzionissima su questo fatto, e per fortuna che c'è il quotidiano La Verità, che mette anche la super retata contro le baby gang in Italia, dominate da ragazzini stranieri. Decine di arresti, oltre 100 denunce, migliaia di controlli. La polizia sgomina in tutta Italia bande di giovanissimi dediti a spaccio, armi, violenza. Il capo della Mobile di Milano dice questa frase: il problema spesso sono i minori immigrati, i cosiddetti figli del barcone. Pronto? Pronto, sono io? Ciao, buongiorno. Ciao, Sammy, Marco da Torino. Senti, ho capito bene che qualcuno ha definito Salvini fedele alleato, non so chi, o fedele, cosa hai detto? Certo, lui fedele a Trump, sì. Ecco, perfetto. Mi spiace che del sergente maggiore Salvini, personalmente io l'ho, visto che si parla tanto di militari, eccetera, l'ho abbassato un pochettino da capitano a sergente maggiore, personalmente, ripeto. Vorrei sapere invece cosa ne pensa Putin, è semplicemente questo. Sai benissimo, la battuta non vorrei sparare sulla Croce Rossa, però la chiarissimo, aspettiamo anche Peskov, che cosa ne dirà mai, ma è arrivato il momento dei saluti e lo so, è tardissimo, fatto tardi, sempre in ritardo come il coniglietto famoso. Ritorno alle 11, a più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.